La direzione strategica dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha siglato insieme alla delegazione trattante di parte sindacale un importante accordo d'intesa per la graduazione e l'attribuzione degli incarichi professionali destinati al personale dirigente aziendale. Il provvedimento riguarda oltre 700 dirigenti sanitari amministrativi, tecnici, professionali in servizio presso l'ASP Agrigentina. Si tratta della prima volta dell'istituzione dell'azienda sanitaria provinciale in Sicilia, avvenuta nel 2009, che l'ASP di Agrigento definisce le procedure e il regolamento di conferimento, che rappresenta un passo decisivo atteso da tempo per il riconoscimento del merito e della professionalità, per la valorizzazione delle competenze interne in linea con le esigenze organizzative dell'ASP, definendo percorsi professionali chiari, trasparenti e coerenti con le funzioni realmente svolte dal personale dirigente. La firma dell'accordo è un frutto di confronto costruttivo con le organizzazioni sindacali e permetterà all'ASP di Agrigento di avviare entro l'anno gli avvisi interni di conferimento degli incarichi professionali. Si tratta di un passaggio fondamentale, ha dichiarato il direttore dell'ASP Giuseppe Capodieci, che consente finalmente di dare piena attuazione alle norme contrattuali, di riconoscere in maniera puntuale il ruolo e le competenze dei nostri dirigenti, insieme alla già completate attribuzioni delle responsabilità delle unità operative avvenute nei mesi scorsi. Quello odierno rappresenta un forte segnale di attenzione verso il personale, vero motore del sistema sanitario provinciale. L'accordo rappresenta un importante punto di arrivo dopo un lungo lavoro di ricognizione e valutazione, ma anche un punto di partenza per la costruzione di un'organizzazione sempre più efficiente, motivata e orientata alla qualità di servizi offerti ai cittadini.